Un onore aver ospitato questa finale della Coppa del Trofeo Veneto e Mogliano, insomma, città europea dello sport 2025, con un impianto rifatto da poco, anche un campo, un manto d'erba nuovo, e siamo onorati di aver ospitato una manifestazione di questo calibro. I valori dello sport sono valori fondamentali, valori educativi, lo sport ha una valenza sociale enorme, quindi dobbiamo far fare sport ai nostri ragazzi, e questo è un esempio di sport positivo e di valori positivi, con una bella tifoseria, uno spettacolo eccezionale questa sera a Mogliano. Sicuramente una bellissima finale, due bellissime squadre, è andato in vantaggio questa squadra di Vicenza, la squadra il Bolzano. Mi dispiace per il Monselice perché è una squadra che seguiamo a tutto tondo, una bellissima cornice di pubblico, spettacolo nello spettacolo, che vinca il migliore. Presidente, un'altra bella festa del calcio questa sera. Sì, direi di sì, insomma, pubblico tanto, corretto, avevamo qualche timore, ma invece è andato tutto bene, partita tiratissima, giocata fino all'ultimo, corretta anche la partita, bravo l'arbitro, e questo è sempre un piacevole, insomma, riscontro, quindi siamo contenti, soprattutto per anche l'Union Pro che ci ha messo a disposizione questo splendido impianto immediatamente appena chiesto, e quindi che ha potuto ospitare tutti questi tifosi. È un momento per il calcio molto particolare questo, in cui ci si fanno mille domande, in cui si dovrebbe venire a vedere anche le categorie, queste categorie. Io l'ho detto, insomma, la base del calcio non è mai in crisi, non c'è niente da fare. E pubblico c'è sempre stato, e soprattutto in queste finali partecipa in una maniera, li sentiamo ancora adesso, insomma, che è finito, per carità hanno vinto, quindi è giusto che festeggino, però c'è tanto pubblico, tanta voglia di calcio dilettantistico. Guarda che devi accenderlo! Così, Ronaldo! Così, Come si sta così leggeri? Freschi. Ne valeva la pena? Sì, assolutamente sì. È stata una grande gioia, un sogno immenso che però siamo riusciti a portare a termine. Meritatamente, perché comunque avete conservato quel vantaggio che siete riusciti a tenere nel primo tempo. Avevamo qualcosa in più, non eravamo soli giocatori in campo a voler portare a casa la Coppa. C'era tutto il paese e anche chi ha costruito la società non c'è più, da lassù ci ha aiutati. Siamo venuti a Mogliano Veneto per